Ciao a tutti, Virus101 di nuovo sul canale, eccoci qua, bentornato a me, bentornati a tutti voi. Altro episodio dedicato ad Elite Dangerous Horizon Beyond. Questa sera andiamo un po' con calma, perché? Perché devo fare un po' di attenzione a come parlo, mi hanno tolto un dente del giudizio, chiamatelo come vi pare, e devo fare un po' di attenzione stasera, quindi... ci facciamo 2 o 3 chiacchiere proprio con gran calma. E un paio di aggiornamenti dall'universo di Elite, crediateci o no, purtroppo sono riuscito a loggare praticamente solamente stasera dalla settimana scorsa. Davvero un sacco di impegni mi stanno tenendo distante da questo gioco e da un attimo il mio momento videoludico serale, però questo periodo diciamo finirà tra un po', riuscirò a sistemare un po' di casini che devo sistemare e speriamo di riuscire a tornare un peletto più attivi all'interno delle live del canale. Detto questo, ho un piacevole annuncio da fare, ho finalmente selezionato il gioco che andrà ad integrare le live. Appena sistemo 2 o 3 casini andrò a procurarmi una bella versione di ESO, ok, Elder Scrolls Online, o altresì detto anche Teso di Elder Scrolls Online, e quindi niente, da lì poi vediamo un attimo cosa sarà. Facciamo un po' un cambio di rotta da tutto l'universo fantascientifico, andiamo un po' a rispolverare un attimo l'ambientazione quella fantasy, quindi tra un po' sarà così. E altre un paio di notizie, attenzione, ciao Capitano Ed, benvenuto nel canale. E niente, dicevo, un altro paio di news e di notizie. A breve cambierò il logo mio del canale, ovviamente mio personale del canale e tutto quanto, verrà applicato al canale Discord, e quindi niente, ci sarà l'attivazione del canale Discord in concomitanza del cambio logo. Saluto anche nel frattempo comandante Alfetto 89, ciao, benvenuto, grazie per lo screenshot che mi hai mandato. Purtroppo non ce l'ho sotto mano questa sera, non sono riuscito a preparare le schede per le cartoline, però appena attiveremo il canale Discord potrete appunto inviare i vostri file direttamente all'interno di una chat predisposta con tutti i dati che mi serviranno e con i quali poi compilerò, diciamo, le vostre cartoline dei vostri viaggi, dei vostri momenti salienti all'interno del gioco di Elite, e quindi tutto quanto. Bene, conclusi i preamboli, cosa abbiamo fatto? Allora, come vi dicevo, sono riuscito a loggare praticamente poco fa e ho sistemato un po' finalmente questa dannata Anaconda. Ho fatto un po' di recupero di outfitting e l'ho reimpostata completamente per la missione anti-Targoid. Quindi ho tolto tutti i moduli, quelli di cargo e altre cose che mi erano stati utili per il recupero materiali, quel poco che ho fatto con l'Anaconda, e niente, dopo aver fatto tutto ciò ho appunto provveduto a reinserire tutti i moduli. Come vedete i Gauss Cannon li vediamo già da qui, e come l'abbiamo impostata. Ciao Lorenzo, benvenuto anche te nel canale. Stasera purtroppo vedo che la connessione non è super stabile, la vedo un po' ballerina, ma comunque sempre entro dei limiti ragionevoli. Comunque sì, grazie al feto, dai, prima o poi faremo anche appunto il momento dedicato alle vostre cartoline e ai vostri screenshot. Comunque torniamo a noi. 4 Gauss Cannon pronti all'uso, 2 Remote Flak e 2 Railgun, quindi diciamo molto standard come equipment anti-Targoid. Utility mount, andiamo a vedere shield booster, questo deve essere ancora tutto ingegnerizzato, lo farò nei prossimi giorni. Heat seek launcher perché sappiamo che sono stracomodi, Xenoscanner e shoot down field neutralizer. Ovviamente c'è chi non lo usa perché preferisce distanziarsi dalle navi, e chi invece lo usa perché dice mi è fico e mi piace, lo voglio lì. Quindi scelta personale, non ho mai usato, mai provato, e quindi proverò le breve
destrezza di cercare di usare questo field neutralizer. Vedo l'antenna che vibra all'interno della nave. Vabbè, comunque, qui l'abbiamo visto. Core interna, giusto per ripassare, military grade composite come scafo, e il reactive, cos'era quell'altro che avevo visto, costa uno sproposito e ho preferito lasciarlo lì. Direi che il military grade dovrebbe essere più che sufficiente. Dopo ingegnerizzeremo ovviamente anche questo. 8A power plant, già ingegnerizzato in precedenza, come vedete power capacity, overcharged power plant e monstered ovviamente, quindi un gran bel botto di potenza come potete vedere qui sotto. 7A thruster li ho appena messi in Dirty Drive con il Remote Workshop, e purtroppo non posso fare gli Experimental Effect da Remote Workshop, quindi comunque l'ingegnere lo devo visitare comunque. Comodo fino a un certo punto, quindi un aiuto sì il Remote Workshop, ma fino a un certo punto, quindi non 100% effettivo. Ah, ok, Alfeto ci comunica che hanno sistemato un bug, ma ne hanno creati degli altri con l'ultimo update. Beh, si sa, Frontier dà, Frontier prende, non so cosa stanno combinando. Ultimamente più vedo mettere mani all'interno del gioco di Elite Dangerous, più disastri vedo all'orizzonte. Hanno inserito tanta carne al fuoco, secondo me forse un po' troppa. I bug vanno sistemati, è inutile aggiungere feature se non si sistemano i bug. Comunque piano, perché sento già la gengiva che comincia a darmi un po' di fastidio. Comunque andiamo velocemente a vedere. Modification 7A thrusters, come vedete Dirty Drive tuning, finalmente ho un po' di potenza su sto sasso volante, e quindi evviva. Frame shift drive l'avevo già potenziato in precedenza. Optimized mass manager per avere un peletto di jump in più, quindi adesso attualmente abbiamo un jump di vediamo dove ce lo dice, speriamo che ce lo dice qua, boost top, eccolo qua, 28.34, 28.32, 28.90, insomma non è male per questo cubo di piombo che sarà questa nave. Life support, power distributor e tutto il resto ancora da potenziare, quindi questo per quanto riguarda il core internal. Ok, grazie Alfeto per le news, dopo magari andremo a vedere a quale bug sull'esplorazione ti riferisci, perché come dicevo sono rimasto un po' fuori. Ecco, infatti, come anche domanda capitano End. E comunque torniamo a noi. Fitting dell'optional internal, B-Wave Shield Generator, 6A Shield Bank, 6A Shield Bank, Shield Shell Bank, che sono sempre utili per ripristinare gli scudi qualora dovessero scendere troppo sotto il limite consentito, da usare ovviamente in combo con gli Heatseek Launcher dall'altra parte, perché ogni botta di Shield Shell Bank dovrà essere raffreddata la nave. Fuel Scoop ovviamente, se no rimaniamo a zonzo per lo spazio lì inerti e morti. Un Reinforcement Package come se non ci fosse un domani, come vedete 5, 5, 5, 5, 4 e basta. 2 Module Reinforcement Package giusto per averli, e un 2 vuoto, non so ancora cosa metterci, qui è un grosso punto di domanda, quindi non lo so, potrei mettere un altro piccolo hull reinforcement, magari un SRV o qualcos'altro. Se avete qualche consiglio o suggerimento, ben venga, magari proverò a riempire questo 2 empty internal compartment. Bene, questo per quanto concerne appunto l'outfitting della nave. L'avevamo già visto velocemente in precedenza, ma questa volta stiamo andando ad ingegnerizzare. Ma da dove cominciamo l'ingegnerizzazione? Questa è una gran bella domanda. Perché? Perché gli ingegneri sono sparsi in giro per lo universe, ogni tanto ne avevo già puntato uno. Come vedete sono tanti su in alto, alcuni in basso. Allora, cerchiamo di farci un po' un percorso degli ingegneri che ci servono, onde evitare di dover andare per esempio giù a Kuwemaki, su a Weird, magari giù di qua o verso Maya, oppure tornare su verso Euribia, tornare qua, quindi cerchiamo di fare magari un attimo un po' mente locale sui vari ingegneri che dobbiamo visitare. Il primo e più vicino utile ingegnere che mi serve sta ad Achenar, come potete vedere in questo momento,
E eccolo qua, sta su Achenar 4A. Andiamo a vedere la sua basetta dall'alto, è Tiana Fortune. Tiana Fortune mi servirà per che cosa? Tiana Fortune mi potenzia gli 8D sensors. Devo farli long range, servirà del niobium, polymer capacitor, abnormal compact emission data. Non ho ancora fatto una cippa di niente con questa tizia qui, quindi spero che questa sosta aggiuntiva non mi shippi troppi materiali. Ecco. Allora, vediamo un attimo cosa ci dice Alfetto89 invece dalla chat. L'unica cosa che andava adesso, appena salti sul nuovo sistema mai visto, scopri la stella come dovresti, ma se lì vicino ci sono delle belt ti dà le discovered a loop. Ah, che bello, cioè non sono neanche capaci di gestire un normale array di dati. Comunque non importa, adesso mettiamo un po' alla frusta questi nuovi propulsori che abbiamo potenziato, quindi tiriamo via. Che schifo. Ok, fuori, via. Vediamo un attimo quanto mi riesce a spingere la nave. I nuovi Dirty Drive Thrusters. Vediamo quanto scaldano. Beh, 360 non è male considerando il peso e la massa di questa nave. La vedo già un peletto più manovrabile di prima. Vediamo. Ok, diamo potenza un po' ai motori. Guardate quanto mangiano sul capacitor. Sì, dai, direi che non è male la cosa. Sì. Sto facendo un po' di prove di manovra giusto per vedere come si comporta la nave con flight assist on e off. Cerchiamo di stabilizzare manualmente questo cubo di piombo. Spinta tutta in avanti. Direi che non è male. Il Dirty Drive direi che sono stati più che promossi. Manca ancora una modifica ai Dirty Drive che sarà il Drag Drives, che aumenterà ulteriormente la pelotenza dei motori. Ok, quindi partiamo alla volta di Tiana Fortune. Andiamo a vedere un attimo velocemente la prima ingegnerizzazione. Speriamo bene. Questo è l'ultimo step della preparazione della nave, quindi dopo recupero materiali, cioè dopo valutazione dell'outfitting, valutazione delle quantità di materiali, recupero dei materiali, andiamo a vedere che cosa riusciamo a fare. Se abbiamo fatto bene i conti dovremmo essere in grado di fare praticamente tutto senza problemi. Discovery Scanner, eccolo qua. Poi come vedete Shoot Down Field Neutralizer. Ok, intanto visto che ci siamo, ok, Xenoscanner, allora li facciamo così, perfetto. Ok, nel frattempo mi ha fatto un po' di system scan. Andiamo col Discovery Scanner. Ci allineiamo col prossimo jump. Mi sono dimenticato di far benzina sulla stella, ma vabbè, stavo sinceramente sistemando altre cose. Ok, Frame Shift Drive a belva e andiamo oltre. Come vedete qua un sacco di belt cluster, tanti messaggi, troppi messaggi, troppo spam davvero, sì, sul discorso delle discovery, davvero sì, concordo con voi ragazzi, è assurda questa cosa. 4 3 2 1 1 2 3 4, eccoli là, cioè pazzesco, è un contatore su un array, cioè non ci posso credere che abbiano sbagliato un contatore su un array. Cioè magari poi te ne accorgi, lo sistemi, rilasci la nuova patch, 5 minuti e hai già sistemato tutto. Ok, vediamo qui cosa succede. 15 body, 15 bodies e basta, nient'altro. Allora, gustiamoci un attimo questa stella azzurra che ci sta facendo fare benzina in questo momento. Ok, sì, è davvero sì, è un fortuito caso, capitano, davvero non voluto, però effettivamente è capitato. Qui è capitato live e l'avete visto tutti insieme, quel bel bug relativo al Discovery che si impianta e non riesce a capire quello che ha già visto e visualizzato rispetto a quello che ha fatto.
Ma nel frattempo siamo già arrivati, non ci avevo neanche minimamente fatto caso. Sì, siamo ad Achener, dobbiamo andare a Greenstein Silo. 5000 e passa Ciccio Panzi di distanza. Non posso, quindi grazie Frontier anche per questa cosa, come vedete non posso attivare il FSS, il Full Spectrum Scanner, se ho la manetta a manella, quindi anche qui grazie Frontier che ci hai dato il Full Spectrum Scanner che posso usare solo praticamente da fermo, quindi devo farmi 5000 LS così girandomi i pollici. Vabbè, comunque sappiamo, Elite funziona così, bisogna avere un po' di pazienza. Grazie a Dio riusciamo a fare un po' di live, così almeno ci facciamo due chiacchiere. Ok, chiedo dal Fetto che altre problematiche sta riscontrando, perché ci comunica che se fosse stato solo quello il problema andava anche bene. Ok, vuoi zoomare, scopri il pianeta ma non sai cosa sia. Davvero, addirittura. Cazzuola, sarebbe quasi quasi da tornare al sistema di prima e verificare il funzionamento. Non ho molto tempo in questo momento. Magari vedo se riesco a registrare questa situazione, magari lo vediamo in una prossima live con un video pre-registrato durante i miei scorrazzamenti stellari. Ok. Bene, quindi sì, interfacce buggate, nuove cose sistemate, vecchie cose che invece non funzionano già più. Quindi io non lo so, hanno spaccato talmente tanto le balle con la... perdonatemi la terminologia, questa è un po' di frustrazione mia personale che se ne esce. Dicevo, utilizziamo un termine magari un po' più formale, potremmo dire che hanno veramente... sto cercando un bel verbo da poter utilizzare. Hanno veramente fracassato i maroni. Ok, sì, dai, ci può stare. Ci hanno veramente fracassato i maroni con tutta questa espansione Beyond. Sarà super figa, sarà di qua, di là, di su, di giù. Effettivamente tante cose belle le hanno inserite. Però il mio timore, come parlavo anche con altri comandanti, è che Frontier abbia delegato molto del personale allo sviluppo di Jurassic World, tralasciando un po' quello di Elite. Effettivamente Jurassic World, se andate a vedere, è un gioco molto venduto, è un franchise che sta facendo guadagnare parecchi soldini alla Frontier, quindi ovviamente a livello di azienda, se dovessimo pensare di essere noi nei loro panni, il prodotto dove monetizzo di più è il prodotto su cui io investo anche di più. Non che le vendite di Elite siano andate maluccio, direi che con l'espansione e i saldi Steam più altre offerte che hanno fatto hanno raggranellato un po' di utenza. Il problema è che cosa? Che l'utenza che si riesce a recuperare, secondo me, in queste situazioni, siamo velocissimi, piano, rallentiamo. Ok, l'utenza che si riesce a recuperare, ero davvero troppo veloce, allora stiamo sui 200, sì, ok, che si riesce a recuperare in questi periodi è un'utenza che va fidelizzata il più possibile. Se quest'utenza che recupero, perché sono in offerta di qua e di là, si trova con determinate problematiche di bug, di mancanza di informazioni, HUD, come vedete in questo momento, quando una stella passa sopra il vostro tachimetro non leggete più la vostra velocità e cose del genere, sono piccoli dettagli, a volte macroscopici, a volte microscopici. Se l'utenza non si trova proprio agio, chiude tutto e va via, perché tanto appunto ha comprato il gioco in offerta, ha speso 20 euro e detto vabbè, tanto l'ho provato, non mi è piaciuto, sta lì, amen. Addirittura su Steam può chiedere il refund, quindi è problematica. Bel drop a 40 km di distanza, iniziamo il glide. Comunque, mie particolari e personali considerazioni in relazione a questa cosa. 0. Oddio, cosa hanno scritto qua? 18G, quindi torniamo sempre al solito discorso che i dati sono difficilmente leggibili. Ok, diamo una frenata nel frattempo che richiediamo il dock. Ecco qui una cosa bella che hanno fatto, il docking request molto più comoda e agile di prima. E niente, quindi dicevo, secondo me appunto uscire in offerta col gioco, con l'espansione, con tutto, e far trovare ai giocatori poche informazioni, bug di ogni tipo, di qua e di là, eccetera eccetera, secondo me è un po' controproducente a livello aziendale, a livello di sviluppo giochi, a livello di un po' di cose. Quindi questa, niente, dicevo, è mia opinione personale. Ok, diamo una frenatina, direi che
decisamente più manovrabile l'Anaconda rispetto a prima con i nuovi motori. Sì, mi sto trovando un po' meglio. Ovviamente non ai livelli dell'Asp Explorer super powato, che è veramente una scheggia impazzita, diventa anche un po' difficile da manovrare. Per il resto diciamo che ci troviamo bene. Comunque, dopo aver blaterato per un po' di cose che mi sto già dimenticando di cosa stavo parlando. Ah sì, del discorso dell'acquisizione giocatori, dei bug, di altre cose. Anche il bug che abbiamo visto prima, un po' involontariamente, un po' per fortuna. Può essere anche un bug fastidioso, ok, ma se mi impedisce di giocare, sinceramente, chi fa l'esploratore ha già delle grosse gatte da pelare a livello di scoperte, scansioni dei pianeti, eccetera, eccetera. Se poi si trova anche tutti quei bug lì, è un problema, è un problema. Sì, poi effettivamente è giusto il Feto, assolutamente d'accordo con la Distant World in atto, che è una missione puramente esplorativa con mezzo server davvero che è partito alla volta di questa esplorazione molto lunga anche nei tempi, perché parliamo di cosa? 20 settimane? Mi sbaglio? Correggimi se sbaglio, Alfeto. E quindi una missione di esplorazione un po' così lunga, lasciare i giocatori con questi bug è un po' criminale, dai, diciamola così. Ciao Andromeda, benvenuto. Sì, anche secondo me ci sono quelle piccole feature che uno si aspetterebbe da un gioco spaziale, ma non si vedono in Elite. La possibilità di commerciare i micromateriali, per esempio, non so, per esempio le missioni di scorta al cargo, le missioni di abbatti questa stazione dei pirati, tutto quello che vedevamo anche un po' nei vecchi giochi. Ricordiamoci il vecchio Freelance, che dopo è diventato anche online, un gioco meraviglioso, ci ho perso la vita su quel gioco, era davvero molto bella. Sì, ok, grazie al Feto per la conferma, 6-7 mesi, infatti dovete fare un gran bel giro lungo fino a Sagittarius, quindi è un po' un casino. Comunque, bando alle ciance, bando alle chiacchiere, siamo al Greenstein Silo, Greenstein, mezzo inglese, mezzo tedesco, Greenstein o Greenstein, come dir si voglia. Il commercio fra i giocatori, assolutamente d'accordissimo, ne parliamo sempre. Una bella auction all'interno della quale io posso riversare i materiali che non mi servono, ma che non ho. E lo stoccaggio dei materiali, sì, giustamente ci stavo arrivando, assolutamente d'accordissimo. Non posso prendere delle commodity, mettermele da parte e riutilizzarle dopo, quindi è un disastro. Non ho un hangar per le mie navi, non posso prendermi un garage dove da utilizzare come spazioporto di base, dove vado lì, metto la mia nave e tutto il resto. Posso conquistare, però attenzione, posso prendere possesso, adesso che hanno fatto gli squadron e tutto il resto, posso conquistare, quindi sono un po' di player faction finalmente dopo 4 anni, e posso conquistarmi un sistema e farlo diventare veramente il mio sistema di base. Poi ci devo stare dietro in base a tutto il background simulation e tutto quello che ci va dietro. Comunque chiudiamo un attimo questo argomento, perché ci porterebbe via ore di discussioni e siamo nelle mani di Frontier alla fine. L'unica cosa che possiamo fare è spammare come non mai il forum ufficiale di Frontier richiedendo queste feature. Comunque, allora, no, scusate, ho sbagliato, outfitting, no, ma ho sbagliato stazione, scusate. Qui dovrebbe esserci un ingegnere, quindi dovrei avere tutto quello che riguarda l'ingegnere. Scusate un attimo, perché io sono atterrato qua dove avevo plottato la route prima, ma non vorrei aver fatto proprio una figura da nubbo, che vabbè, tanto comunque problemi non ce n'è. Allora, abbiamo detto che stavamo andando da Tiana Fortune. Andiamo a vedercela qua. Tiana Fortune, Limpet Scanners. Ah, Signore Santissimo. Signore Santissimo. Allora, ok, view on Galaxy Map. Andiamo a vedere se siamo sul sistema e sulla base giusta. Ok, Alfetto, penso che... sì, aspetta un attimo, perché il tuo commento è stato un attimo bloccato. Non c'è nulla di problematico, è solo il filtro di YouTube. Ok, te l'ho appena sbloccato, eccolo qua. Ok,
Il problema, mi sa, sai qual è? Che è relativo e legato proprio al fatto che secondo me ascoltano solo determinati piloti. Porca zozza, guardate, non ci posso credere. Oh, ma dai! Ma che errore! Ho sbagliato base. Ma pensa a te, è sempre controllare dove atterrate. Quindi via, fuori da sto Greenstein silo, assolutamente location sbagliata, avevo sbagliato a cliccare prima, però mi sembra davvero strano, perché ho plottato il root, poi ho sloggato, sono rientrato, non vorrei che mi si fosse buggata la root facendo questa cosa qua. A proposito appunto di bug che parlavamo prima. Comunque ecco qua, come vedete, fanali sparati in faccia, non si vede assolutamente nulla, abbiamo uno schermo completamente nero, mi devo attivare il night vision, altrimenti non ci vedo una cippa di una cosa. Avevo attivato anche silent running per sbaglio, mamma mia, sto proprio volando molto male. Stasera sono un po' deconcentrato effettivamente, ragazzi. Oddio, chi c'è qua intorno? Dai. Ok. Ricarichiamo anche gli scudi e via qua. Sì, mi sa che per la video chat sarà difficile come cosa. Potrebbe essere interessante, ma sarebbe difficile poi gestire tutto. No, già ne hanno tanti di bug da sistemare, secondo me. Poi per le video chat potrebbero essere davvero interessanti, sì. Addirittura dall'altra parte, mamma mia. Niente, bisogna avere pazienza. Come dicevo prima, evitiamo di perdere tempo in cose stupide. Ecco, come non detto. Ok, qua non ho più visibilità di dove devo andare. Ah, davvero? Bella lì, bella cosa, bella lì. Gran bella news. E tra l'altro Star Citizen, sapete, è un gioco che voglio provare, ne avevamo già parlato in precedenza. Ok, velocità sì, siamo un pelino altini, ma neanche troppo. Sì, dai, velocità può andare bene così. Ok, avviciniamoci alla base vera e propria, e su Star Citizen lo proveremo, quindi lo vedremo anche on live tutti insieme appena riuscirò a cambiare PC, perché fondamentalmente si tratta tutto del mio vecchio PC che è già tanto che riesce a reggere i ritmi di oggi. Sto pensando a una configurazione abbastanza potente, nonché interessante. Tra l'altro, giusto per parlare di bug, appena mi avvicino un attimo lo vedrete, guardate come si sposta il field of view del night vision intorno a voi. Giusto o no, per parlare di bugs. Mamma mia, cos'è quella tetta che sta dietro questa base? Docking request. Ah sì, sono troppo distante. Mamma mia. Sì, sinceramente sì. Anche secondo me Star Citizen dà quel feedback lì. Quello che mi ha incuriosito molto è il fatto che intanto stiano ancora lavorando e buttando fuori, almeno così pare sulla carta, qualcosa. Uno. Due, che oltre al fatto che stiano ancora lavorando per buttare fuori un po' di contenuti, hanno appena finito di impostare tutto un pianeta, e lo status dello sviluppo del gioco è ancora in alfa. Parlano di altri anni per arrivare al completamento. Robert Space Industries disse: questo gioco sarà pronto quando sarà pronto. Nel frattempo ci danno la possibilità però di giocarci, di provare, di vedere, di divertirci. Landing pad 3 intanto, scusate, vediamo di non sconfonderci come prima. Sì, vabbè, topografia discutibile della zona, però vabbè, la prendiamo per quello che è. Landing gear è stato estratto. Andiamo giù. Ok.
Perfetto, atterraggio fatto finalmente sulla stazione giusta. Quindi niente, completando il discorso lì, sinceramente finché non lo provo non saprei cosa dire in relazione appunto a Star Citizen. Lo proveremo, dai, appena riusciremo lo proveremo e vediamo cosa ne viene fuori. A questo punto vediamo, Engineers Workshop, oh eccolo qua. Gli servono ben 50 decoded emission data. Mamma mia, temo che dovremmo averli però. Decoded emission data, sì. Porca zeppola. Porca zeppola, ok? Porca zeppola. Ne ho solo 32. Mi ero completamente dimenticato di dover sbloccare questo ingegnere e portargli questi cazzuoli di decoded emission data. Va bene. Ok, allora vediamo un attimo la chat prima di proseguire, quindi non vedremo questa ingegnerizzazione, tranquilli, me la farò io qui un po' più avanti. 30 minuti, ragazzi, devo un po' chiudere purtroppo prima questa sera. Ho la gengiva che sta veramente dando un grosso fastidio in questo momento. Sì, infatti Andromeda, concordo pienamente con te. Hanno chiesto un prestito di denaro di 215 milioni di dollari ottenuti, quanti ne sono rimasti? Perché quello è il totale. Bella domanda. Sembra quasi appunto che stiano monetizzando il più possibile con la vendita dei client, delle navi e di quant'altro all'interno del gioco per riuscire a capire come monetizzare il gioco. Sinceramente la soluzione secondo me è molto semplice. Non... sì, lo so, sì, grazie al Fetto per il suggerimento, farò una cosa del genere quasi sicuramente. Comunque, dicevo, a livello aziendale smettila di creare nuove feature, ti fermi con le feature che hai fatto fino a quel momento, le debughi, le raffini e tutto il resto, esci con la beta, con il gioco fatto e finito per come è in quel momento. Dai video che vedo potrebbe essere anche già giocabile degnamente, e da quel punto di vista lì in poi cominci a pensare al tuo business model, ok? Magari ti compri con dei soldi veri, ti compri dei crediti in gioco e ti compri le navi. Un po' pay to win, va bene, microtransazioni cosmetiche, ok? Anche Elite si basa sulle microtransazioni cosmetiche. Ok, non c'è nulla sullo store di Elite della Frontier che modifichi la nostra esperienza in gioco, e Frontier sta monetizzando su questo. Quindi se io come giocatore, adesso parlo da persona che ha un suo lavoro e tutto il resto, non ho tempo da investire all'interno del gioco per magari fare sui 500.000 milioni per comprarmi la nave, investo 10-20 euro, mi dai i miei 500 milioni in gioco, mi compro la nave. Sto dando rating ad cazzum, ok, come dissero gli antichi latini. E quindi cosa succede? Consenti a me, giocatore, che non ho tempo ma magari ho due soldi, rispetto a un giocatore che va ancora a scuola, che ha tanto tempo ma poco soldino, di poter giocare. Non lo so, sono idee che sto buttando lì, quindi sinceramente staremo a vedere. Di certo l'industria del gaming sta soffrendo una crisi molto grossa in questi periodi. Ci sono delle big agency che stanno per, non dico chiudere i battenti, ma se la stanno vedendo davvero davvero brutta. Se andate a cercare cosa sta succedendo a Blizzard, Activision, Electronic Arts, BioWare, Take-Two Interactive ed alcuni altri, vedrete che le cose non sono tutte rose e fiori. Solo CD Projekt, Witcher e co. sembra che siano ancora sani. Giocatori che fanno giochi per i giocatori non sbaglieranno mai. Ok, investitori che arruolano e cercano di svuotare i portafogli dei giocatori, prima o poi dovranno pagarne lo scotto. Perché? Perché il giocatore a un certo punto si stufa. Ok, quindi dopo questo mio piccolo pensiero in relazione alla crisi del mercato globale del gaming, in relazione a quanto abbiamo visto finora, in relazione al fatto che mi mancano ancora ben 18
decoded data per sbloccare questa cicciopanza Heratani. Andrò a farli adesso qui nelle prossime giocate, e continuerò lo sblocco degli ingegneri, lo sblocco e l'ingegnerizzazione di tutta la nave. Spero che per il prossimo video io abbia già completamente ingegnerizzato la nave e di riuscire a fare il primo viaggio in direzione sistemi Targoid. Non mi ricordo il sistema nel preciso in questo momento, però lo vedremo la prossima volta. Diablo 4, in bocca al lupo. Activision sta uccidendo la Blizzard, quindi abbiate pazienza, perché forse quando vedranno che stanno per chiudere i battenti magari si rivedranno un attimo. Sì, anch'io ho giocato un po' a StarCraft 2, devo dire che da quando dopo aver finito, li ho finiti tutti e tre, quindi Wings of Liberty, Heart of the Swarm, ok, non confondiamoci con Hearthstone, quell'altro, Heroes of the Storm, non confondiamoci, sono tutti e due HOTS. Comunque, finito Wings of Liberty, finito Heart of the Swarm, finito Legacy of the Void, ho detto io a Blizzard non do più una lira. Non so come voi la vedete, ma sinceramente a me non è piaciuto tutta la storyline di StarCraft 2. Gran gioco, bello, interfacce belle, comode, bello anche il multiplayer, ho fatto qualche partitella molto divertente in multiplayer, ma la storyline era proprio peccaminosa. Cioè, Kerrigan, il male incarnato in una bestia umano insettoide che diventa la salvatrice di tutto il mondo dopo aver sterminato miliardi di esseri viventi, aver fatto tutto il casino che aveva fatto fino alla fine di Brood War. Vederla diventare una paladina della giustizia redenta e tutto il resto, sinceramente mi sembra di vedere le storielle da carie ai denti della Disney, cosa che non era mai stato dentro il primo StarCraft comprensivo di Brood War. Gioco bello violento, bello cattivo, molto realistico. I cattivi erano cattivi, i buoni erano buoni. Ok, mentre in StarCraft 2 i cattivi erano veramente blandi, i buoni erano dei piagnoni super steroidati, e i cattivi che dovevano fare i cattivi si sono trasformati nei buoni, più buoni, docili cagnolini pronti ad obbedire a qualsiasi profezia ordine impartito dalla Blizzard. Un po' una mia riflessione su questi giochi. Scusate se vi ho tediato un attimo su questa cosa, ma è un po' il feedback che ho avuto io da StarCraft 2. Comunque, se volete giocarci, la versione multiplayer è ancora molto molto carina. Evitate tutti i pacchetti che vendono là dentro di tutte le varie storie aggiuntive, sono veramente noiose e via. Vi mettete lì una bella partitella con qualche amico, con qualche partita ranked e via, e ve la divertite. È ancora tuttora un RTS molto bello StarCraft 2. Comunque, tornando a noi, vedevo che Andromeda mi citava della sua felicità quando era riuscito a comprare la beluga. È gran nave. Purtroppo, guarda, tocchi un tasto dolente, io mi sarei aspettato in questa nuova espansione una bella nave large da esplorazione, visto che tutta la parte di Beyond è basata sull'esplorazione. La mancanza di una nave large da esplorazione all'interno di questo gioco è una cosa assolutamente irresponsabile, secondo me, da parte di Frontier. Perché? Perché non stanno sinceramente premiando i giocatori che hanno investito migliaia di ore di gioco, migliaia letteralmente di ore di gioco all'interno del gioco, si trovano a rifare le stesse cose che facevano a livello 1. Ok, dai. Bene, ragazzi, mi fermo davvero qui, perché se no poi divento logorroico, sono già stato un po' logorroico di mio, me ne rendo conto. Comunque, andiamo a terminare un attimo questa diretta, anche perché altro da fare all'interno di Elite in questo momento non ne ho da farvi vedere, quindi oltre a dirvi oh che bello, ci guardiamo la nostra navetta da fuori, tac, free cam, via, selettori e quello che sia, quindi ci guardiamo il nostro bello Ciccio Panza Anaconda da fuori, altro non ho da farvi vedere in questo momento. Quindi tra un po' completerò l'ingegnerizzazione della nave. Ecco qui anche la telecamera che va fuori fuoco, perché siamo troppo distanti dalla nave, ci siamo allontanati di mezzo pixel di troppo. Ok, comunque guardiamoci il piedone della nostra nave, e su questa immagine, su cui farò anche un bello screenshot, ok, ci andiamo a salutare.
Sì, Andromeda, confermo completamente. 100, ciao, benvenuto. Purtroppo siamo in chiusura, però sì, assolutamente d'accordo. Serve una nave specifica per il mining. Comunque il Python tutto sommato va ancora bene anche per il deep core mining, però una bella nave, come dissero appunto gli antichi saggi, Katsuta, per fare mining, una bella nave large per fare esplorazione, ma l'esplorazione quella seria, distante, senza dover investire, come appunto anche Alfetto adesso è dentro la missione del come si chiamava, della Deep Space Distant Worlds, ok, in missione Distant Worlds, quindi una bella nave large da affittare, da divertirsi anche a ingegnerizzare per fare i super jump, magari anche con un comparto dove i vostri amici possono stipare navi small e navi medium. Sarebbe stata una gran bella figata potersi magari portare dietro i propri amici dentro lo scafo della nostra nave, ok? Poteva essere anche quella un'idea, ma comunque vabbè, sto divagando. E l'Asp Explorer è ottimo, un ottimo jump range, se lo gioca bene col Diamondback Explorer, però ovviamente oltre i 60-70 è davvero difficile andare. Comunque, e per andarci ovviamente potete fare solo i jump, perché non potete portare dietro un modulo che sia uno. Bene. Ok, dai ragazzi, detto questo andiamo a concludere. 40 minuti di diretta, sono riuscito a resistere più di quello che credevo con la gengiva presa in queste condizioni. Infatti adesso vado a mettergli sopra un po' di disinfettante e un po' di ghiaccio per sfiammare questo buco che mi ha lasciato il mio dente del giudizio, che mi ha salutato l'altro giorno, e quindi niente, così. Ragazzi, grazie a tutti per la partecipazione allo stream live, commenti, vostre idee e opinioni potete sempre lasciarli sotto nei commenti del video che ne deriverà da questa live, video che non vado ad editare per nulla al mondo, così come è fatta la live rimarrà anche il video. Che quello ha fatto con il Cobra bolla Sagittarius, mamma mia, con il Cobra, caspiteronzola, per non dire altro devo rimanere un po' comunque sulla formalità mentre sono in live. Caspita, complimenti con un Cobra a fare bolla Sagittarius, davvero un'impresa di estrema pazienza. Comunque, bene dai ragazzi, devo andare a chiudere, vi saluto tutti calorosamente, quindi attendetevi alcune prossime modifiche, ripeto per chi non c'era all'inizio, quindi a breve nuovo logo, un po' di nuove grafiche, un po' di nuovo logo, e canale Discord in concomitanza col nuovo logo, e appena riesco a metterci le mani sopra vedremo anche qualche avventura all'interno del gioco di Elder Scrolls Online. Bene. Ok dai ragazzi, bella lì, grazie a tutti. Alla prossima, Virus 101 vi deve salutare in questo momento, ci sentiamo presto e vedremo appunto di attivare tutto quello che dicevo prima. Puntualizzo che nel canale Discord sarà attiva una chat specifica per le vostre cartoline. Se avete qualche screenshot da sistemi distanti, anche dentro la bolla, non serve che sia distante, qualche bello screenshot che volete condividere con tutti, anche un saluto ai genitori a casa o all'amorosa distante, e ci sarà una chat con il regolamento per postare i vostri screenshot con una piccola descrizione, nome del comandante, nome del sistema, bla bla bla, e dopo questi verranno aggiunti all'interno dei video delle live che farò in canale, ovviamente all'inizio della live, perché è giusto che le vediate subito senza dover necessariamente aspettare tutta la live. Bene, detto ciò ragazzi, di nuovo chiudo, basta, grazie a tutti e alla prossima. E Andromeda, il link al canale Discord arriverà a breve. Devo completare due configurazioni e il nuovo logo, come dicevo prima. Quando ho completato tutto verrà attivato, quindi come dissero gli antichi saggi anglosassoni, stay tuned, prossime live vi darò tutto e vi metterò anche il link per il canale Discord. Vi chiedo di avere un attimo di pazienza, purtroppo davvero una marea enorme di cose da fare, sistemare e seguire in questi giorni, in questo periodo. Ok, bene, esaurito la voce, grazie a tutti ragazzi. Virus 101 va a darsi una sistemata alla gengiva e quindi vi saluta con l'ormai consueto Transmission Out.